Allora, eccoci qua, siamo in onda nuovamente. Presidente, se riusciamo a dare spizzichi e bocconi qualche anticipazione del decreto esatto, degli enti locali, del decreto. Innanzitutto... Poche cose non precise, perché è appena arrivato, poi la Presidente lo sta leggendo adesso dalle mail che le arrivano. Ho partecipato sì ad alcuni incontri, perché è una trattativa lunga che ormai c'è da inizio anno, sono stati fatti numerosissimi tavoli tecnici di confronto, però con la notizia quella un po' principale che tutti aspettavano era anche lo stanziamento di questo fondo compensativo per l'IMU, cioè per l'abolizione dell'IMU e con l'introduzione della TASI, che riguarda 2000 comuni in tutta Italia, che era se non si fossero trovate le risorse, e si sono trovate risorse per 530 milioni, mi pare di aver letto, questo dà un po' di respiro a tanti comuni che se no non riuscivano neanche a chiudere i bilanci, perché se ricordiamo le somme dei diversi tagli che ormai dal 2011, che però erano previsti per un quinquennio, che si sono sommati a quelli nuovi, hanno praticamente davvero azzoppato i comuni sia per la spesa corrente che quella in conto capitale. E poi pare che ci sia almeno un'apertura della spesa per investimenti, quindi il famigerato patto di stabilità per quanto riguarda interventi di messa in sicurezza delle scuole, che è un argomento davvero sentito da tanti sindaci e amministratori locali, per gli interventi che riguardano la messa in sicurezza del territorio, quindi del rischio idrogeologico, e per la bonifica dell'amianto, che anche questo è un tema molto importante. Quindi può dare un attimo di... Esatto, questa è una notizia sicuramente importante. Poi mi pare che c'è una misura che allenta alcune sanzioni per gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità, che così non vanno in totale dissesto. Può riguardare soprattutto nella nostra regione, probabilmente riguarderà il comune di Venezia, capoluogo, che se ne è parlato molto, se ne è parlato anche in questi giorni, e poi anche per le province, le nuove province, le province di secondo livello, che sapete purtroppo che con la legge finanziaria hanno avuto una decurtazione veramente importante dei loro fondi, che sono stati portati a livello centrale, e alcune province certo che nel 2016 non saranno in grado di rispettare il patto di stabilità, e quindi questo allentamento delle sanzioni permetterà perlomeno di erogare, speriamo, le funzioni fondamentali. Ecco, sappiamo che per le province di secondo livello è un momento particolarmente difficile, anche il personale, sapete insomma che sono mesi di dibattito importanti. Abbiamo parlato più volte anche di ecco. questo. Riusciamo a dare qualche cenno anche sempre a nome dell'ANCI per quel che riguarda i comuni turistici? Facevo l'esempio di Eraclea, ma poi abbiamo i comuni dell'area termale, insomma c'è una posizione netta da parte della Regione. Abbiamo un comunicato stampa che è freschissimo, appena arrivato, dove appunto c'è lo sgomento del Presidente della Regione, e dove intima appunto di provvedere allo sgombero con la massima urgenza di tutte le strutture ricettive degli alloggi già occupati dai migranti nelle località turistiche e desistere dal procedere a nuove allocazioni, altrimenti la stagione rischia di venire irrimediabilmente compromessa. A Eraclea ci sono state le persone, dei turisti tedeschi che hanno preso, se ne sono andati via. Noi dobbiamo purtroppo e per fortuna il settore turistico nel Veneto funziona, però nella situazione contingente è chiaro che in questi mesi sono cruciali per noi. Disposto a dire, sembra un dispetto. Cioè, detto, no, visto così, sembra un dispetto, perché questi sindaci di questi comuni che finalmente magari vedono, perché poi abbiamo anche la tassa, no, della tassa di soggiorno e tutto, un po' di respiro. Finalmente l'anno scorso è stata una stagione terrificante, si apre uno spiraglio di sole, botti butto, ma allora poi era una cosa inverosimile, cioè arrivati così alla rinfusa. Ma come è possibile? Cioè, una cosa perché è stato un privato lì, in quel caso è stato un privato che ha messo un residence. Possono esserci anche... Sì, ma vanno interpellati i sindaci oppure no? Perché a questo punto dicono... questo è il passaggio, a nostro avviso sì. Perché poi io credo che ci sia una responsabilità. Vengono esautorati, e questo è uno dei problemi che dicevo prima, perché i privati possono mettere a disposizione le proprie strutture. Ma poi sono nel comune che... E questo però può creare problemi ad altri privati e anche all'ente pubblico, perché chiaramente, come dicevo prima, la stagione per noi sono fondamentali questi mesi, dalla montagna al mare, al lago, alla zona termale, alle colline, e in questi mesi i privati fanno il fatturato di un anno, insomma, e questo consente a queste attività di vivere.
Se ci sono queste problematiche che non consentono di fare il fatturato per sopravvivere, è chiaro che stiamo creando un problema alla prima industria ormai del Veneto, perché il turismo è la prima industria del Veneto. Diventa fondamentale agire subito, come si diceva prima, e avvisare soprattutto le amministrazioni, che sono il primo riferimento sul territorio. Qui credo che anche le associazioni di categoria trasalgono, perché noi abbiamo visto anche che Confcommercio, il presidente Micheli, Confturismo, cioè trasalgono a situazioni del genere e chiedono, naturalmente dopo casca sempre a voi, chiedono all'ANCI di intervenire perché ecco, rappresenta di fatto. Io le posso dire che era uno dei criteri che erano stati anche indicati dall'ANCI al Ministero dell'Interno, che siccome appunto località, regioni che hanno un flusso importante durante la stagione estiva, cercare di non andare ad appesantire appunto con queste situazioni di emergenza. Infatti, ma per carità, era stato messo forse in pieno inverno, a gennaio, una località di mare che deserta. Diciamo che l'ANCI su questo lo aveva proprio chiesto, ecco, lo aveva chiesto. Però poi c'è... La sensazione è che stia un po' sfuggendo di mano tutta la situazione. Temo che se non si riesce a trovare un po' la quadra, un po' anche compreso gli stati europei, temo che stia sfuggendo di mano, perché la sensazione è che si stia anche un po' navigando a vista, nel senso che non sanno più dove metterli. Questa è l'impressione, esatto, ce l'hanno un po' tutti quanti. L'ultima cosa è la dichiarazione da parte della Chiesa di appelli all'umanità, eccetera, e molti si chiedono, ma è mai possibile che ci sono diocesi, che ci sono case parrocchiali, che ci sono strutture? Sono i maggiori proprietari di immobili. Bravissima, e perché la Chiesa non fa niente? Ci sono delle situazioni dove ci sono state. Ecco, però... probabilmente dovrà fare di più, perché chi ha immobili, siccome sappiamo che purtroppo per il calo delle nascite, anche molte strutture, scuole materne, comunque spazi collettivi, tanti, agibili peraltro, molti sì, ma molto grandi, soprattutto hanno tantissime strutture in proprietà chiuse, e qui a ciascuno, a chi ha immobili che hanno determinate caratteristiche, dovranno metterli a disposizione, perché mi pare che una delle ipotesi è anche quella di dare, come è stato nel 2011, lì c'era un commissario straordinario e lì avevano poteri straordinari. Ecco, noi su questo abbiamo delle perplessità in generale, perché vogliamo essere coinvolti, essere parte di questi tavoli, anche se strumenti ne abbiamo abbastanza pochi, proprio per mancanza di risorse e per come sono stati un po' messi in croce i comuni in questi ultimi anni. Però ecco, sicuramente chi ha delle strutture che poi possono essere anche in luoghi un po' più controllati, ci sono anche delle fondazioni che comincino ad essere visionate anche queste strutture e valutate. Per una questione di equità, insomma, perché poi avere dichiarazioni e comunque deve valere il principio non che non ci devono essere grandi assembramenti, se non sì. questo luogo, questo hub regionale, che io non ho la soluzione in mano, non ce l'abbiamo, una proposta, bisogna condividerla, ecco, in cui dove arrivano almeno questi importanti numeri e dopo deve fungere da luogo di smistamento. Però già ci si immagina già che lo smistamento non ci sarebbe, per quello, cioè, no, visto quel che funziona. Sì, però bisogna cominciare anche a prendere delle strade anche qui nella nostra, cioè in questa regione, ecco. Temo che siamo arrivati a un punto che non c'è altra strada. Ecco. Assolutamente. Deve aggiungere qualcosa? Volevo aggiungere che sì, le strutture, appunto, ci sono dei soggetti che possono fare di più, no? Soggetti privati, e mettere a disposizione. Questo sicuramente, però credo che la situazione vista a Eraclea, piuttosto che in altri contesti turistici, se servono degli spazi, appunto, se questi privati possono fare di più, prevalentemente cerchiamo di risolvere subito queste situazioni nell'immediato, perché rischiano di compromettere delle attività produttive. No, ma poi soprattutto che non si vada a speculare su questo, esatto, perché è anche facile che gli dai un alloggio e tutto, poi come è successo in altri casi, vabbè. Sì, lì, e quindi va gestita bene. Dall'altra parte io aggiungo che però serve agire a livello europeo, a livello nazionale, sul posto, cioè dobbiamo sapere chi viene. Esatto, e questo diventa fondamentale. Abbiamo visto anche problematiche sanitarie recentissime e qui insomma dobbiamo porci veramente qualche domanda.
Infatti, no, dopo c'è appunto, non facciamo tempo a parlarne, c'è il discorso della scabbia e poi scarlattina, varicella, eccetera, quando si parla di, poi che non diventi pandemia, perché poi il problema diventa peggiore perché la scabbia si trasmette con una facilità estrema. Su questo assolutamente bisogna intervenire con urgenza e fare quelle verifiche, quei controlli che i protocolli in moltissime nostre prefetture ci sono, perché poi è facile appunto effettivamente che poi sfugga di mano, esatto. Basta solo dire stazione di Milano, centinaia, migliaia di persone che transitano, se non altro perché c'è l'Expo, su queste sedie benedette che si siedono queste persone che hanno la scabbia, cioè, non occorre fare chissà che tipo di previsione, perché vabbè, dopo incomincia a dilagare. Detto questo, noi ringraziamo i nostri dirigenti e la Presidente naturalmente dell'ANCI del Veneto, abbiamo cercato di dare le risposte quello che era possibile anche alle vostre istanze, alle vostre richieste. Naturalmente voi continuate a scriverci le vostre mail, poi noi le gireremo nella prossima occasione, speriamo che possa essere migliore, magari avremo un aggiornamento anche più dettagliato per quel che riguarda la legge di stabilità eccetera, almeno ci auspichiamo, e vi daremo ulteriori ragguagli sempre in collaborazione con l'ANCI del Veneto. Grazie ancora, grazie a voi, grazie Presidente, e appuntamento naturalmente alla prossima puntata.